Seconda corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 2 anni, uno Into the Wild Sea, 2 Isabella Jet, 3 Ilias Dark, 4 Johan Jet, 5 Ischia degli Ulivi, 6 Inside Out Joe, seconda linea, 7 Incanto Adri, 8 Icaro Mo, 9 Implicato. Corsa piuttosto incerta con favori comunque per Inside Out Joe numero 6, l'errore intanto di Into the Wild C. Lo start che accelera, partiti in questo momento, c'è lotta per il comando con Isabella Jet che rientra a Johan Jet che poi ha un'incertezza ma si riprende al volo e cerca di accodarsi in seconda posizione dopo 150 metri di gara. Terza posizione Ilias Dark, in vantaggio dunque Isabella Jet, Johan Jet in scia, poi Ilias Dark in terza posizione che precede Inside Out Joe, tutti in fila indiana. Mentre ha sbagliato anche Icaro Mo che segue Into the Wild in coda. Intanto i primi 400 sono percorsi in 32,2, vantaggio Isabella Jet, Johan Jet in scia, Ilias Dark in terza posizione, accenna a muovere dalla quarta Inside Out Joe, che ora sposta con maggior decisione per anticipare l'avversario e avanza comunque con molta gradualità. 1,59 il passaggio agli 800. E all'esterno Ilias Dark ora ha anticipato Inside Out Joe. Cavalli che hanno completato i primi 800 metri, il primo chilometro, scusate, in 1,22,3 e all'esterno ora si fa luce Ilias Dark che si trascina Inside Out Joe, 2 in pariglia, rispettivamente con Isabella Jet e Johan Jet. Qui indietro intanto c'è la rottura di Implicato, si arriva così al 600 conclusivi. Numero 9 Implicato, con l'attacco deciso di Ilias Dark. Ilias Dark prende sotto tiro Isabella Jet che replica per il momento, a contatto Numero cercano di 8, rimanere Icaro Johan Jet Mo, e Inside Out Joe. Gli altri hanno perso nettamente il contatto, 400 alla conclusione. Insiste sempre all'esterno Ilias Dark su Isabella Jet mentre muove in terza corsia Inside Out Joe. Lungo la corda Johan Jet, allunga però Isabella a 200 dalla conclusione, prende un paio di lunghezze di margine su Johan Jet che è l'immediato inseguitore ora alla corda. Lo scatto di Johan Jet che trova un po' in difficoltà Isabella. Johan Jet nel finale passa per vincere sulla stessa Isabella Jet, al terzo posto finisce Inside Out Joe, 1,19 il ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere però per Johan Jet che Edoardo Baldi presenta in ottima condizione, segue le mosse di Isabella Jet per tutto il percorso, poi in arrivo scatta all'esterno per batterla nettamente. Il successo per Johan Jet, Edoardo Baldi, che ne è anche il trainer per conto della signora Samantha Vitale.